A 100 anni dalla sanguinosa battaglia, culminata proprio al centro della linea del Cormor, che andava da Pasiano dei Sclavoni, oggi Basiliano, a Mortegliano, si è ricordato a Pozzolo del Friuli il sacrificio dei lancieri e della cavalleria in quei tragici 30-31 ottobre 2017, impegnati e sacrificati con la vita per arrestare le folate del nemico dopo la rotta di Caporetto e permettere alle truppe in ritirata della Terza Armata di raggiungere in massa il Tagliamento e successivamente il Piave. 2 giorni fondamentali per il risorgimento della patria che si sarebbero conclusi 12 mesi dopo, nelle gloriose giornate di Vittorio Veneto. Migliaia le persone giunte da ogni dove per partecipare commossi ed esprimere grazie a questi eroi, vinti sì sul campo, che la storia ha reso immortali, fucina di speranza verso le nuove generazioni. Guardate, quest'anno al centenario, tantissime persone in piazza oggi a Pozzolo. Quest'anno giustamente è il centenario della battaglia di Pozzolo del Friuli, 30 ottobre 1917, un avvenimento importante per Pozzolo e anche per tutta l'Italia e per l'esercito, e sono veramente contento di questa grande e massiccia presenza della cittadinanza. Da quei fatti d'arme in quei giorni nasceva, possiamo dire, anzi si consolidava l'unità nazionale. Certamente proprio all'indomani della ritirata di Caporetto c'è l'episodio di Pozzolo del Friuli che sicuramente ha dato un'iniezione di fiducia all'esercito e al paese che poi li ha portati fino alla vittoria dell'anno successivo. Da arma di pace, anzi pardon, da arma di guerra ad arma di pace.
L'esercito ha sempre operato e continua a farlo per la pace. L'esercito c'è, ci sarà sempre, non solo per le operazioni militari nel pieno senso della parola, ma anche a supporto della popolazione e del popolo italiano. Senta, ai giovani d'oggi che messaggio lanciare a distanza di 100 anni? Il messaggio è quello di ricordarsi del sacrificio di questi uomini qui 100 anni fa a Pozzuolo del Friuli, perché l'Italia è un grande paese e questo lo dobbiamo anche a loro. Sindaco, quest'oggi si commemora quei fatti d'arme di 100 anni fa, lo spirito, la voglia c'è ancora, quella di difendere il territorio, ma soprattutto quell'italianità che ultimamente manca, no? Esattamente, credo che queste cerimonie siano un motivo anche di rinascita, un po' di orgoglio nazionale, di ricordo e anche di senso di appartenenza a uno Stato, e quindi soprattutto rivolto alle giovani generazioni credo che siano messaggi importanti e forse anche da ripetere in maniera più assidua rispetto a quello che avviene. 100 anni dopo la popolazione di Pozzuolo comunque è sempre presente. La popolazione di Pozzuolo è sempre presente nonostante il tempo, e credo che negli ultimi anni ci sia stata proprio una rinascita di questo ricordo, anche grazie all'opera di alcune associazioni che si adoperano per mantenere vivo questo ricordo.